Gran Premio Industria Artigianato è nato nel 1967 con il nome di Circuito di Larciano. Si trattava di una serie di criterium non ufficiali. Nel 1977 fu rinominato Gran Premio Industria Artigianato di Larciano e nel 1979 la corsa si cominciò a disputare in un unico giorno. La crescita della gara è stata graduale. Durante gli anni 90 e gli inizi del 2000, infatti, la corsa apparteneva alla categoria 1.2 e con la creazione dei circuiti continentali UCI fu elevata a categoria 1.1 per poi guadagnarsi la promozione a Pro Series proprio nel 2020. Dal 2016 la gara si spostò dalla sua collocazione tradizionale all'interno del calendario internazionale nel periodo di marzo, all'indomani delle strade bianche e 3 giorni prima della partenza della Tirreno Adriatico, in modo da attirare i migliori atleti del panorama internazionale. L'albo d'oro del Gran Premio Industria e Commercio è ricco di nomi che hanno scritto pagine importanti della storia del ciclismo, da Moser a Saronni, da Gimondi a Faresin, che su questo traguardo nel 1997 conquistò il titolo di campione italiano, fino ad arrivare alla storia più recente, con i successi di Francesco Casagrande, Michele Bartoli, Vincenzo Nibali, Adam Yates, fino ad arrivare alla vittoria di Maximilian Schachmann un anno fa. Il prossimo 8 marzo la gara avrà come punto centrale la città di Larciano con il percorso che si svilupperà su 2 anelli ben distinti. Il primo, di 22 km e 300 metri, da ripetere 4 volte privo di asperità significative. Il secondo, invece, da ripetere anch'esso 4 volte, si snoda sulla distanza di 27 km e mezzo e prevede le 4 ascese del Fornello per proseguire fino allo scollinamento sul San Baronto e la seguente discesa verso Lamporecchio. Subito dopo si raggiunge il rettilineo finale dove è posto lo striscione d'arrivo. Ma andiamo a vedere i dettagli di una parte del percorso con un atleta particolarmente conosciuto, uno dei corridori italiani più rappresentativi e più amati del gruppo. Andiamo a spiegare bene la fase saliente della gara. Qui inizia la salita di Fornello, dopo i 4 giri pianeggianti inizia il quinto, che comprende appunto questa salita da ripetere 4 volte. Qui siamo all'inizio e potete vedere che la strada sale subito bene ed è importantissimo prenderla davanti una salita del genere. Siamo nel rettilineo finale della salita di Fornello. Dal fiatone che ho potete capire che si tratta di una salita corta ma davvero impegnativa. Qui gli ultimi 100 metri in gara vi assicuro che sembrano non finire mai. E ricordiamoci che dopo ci aspetta il finale della salita che viene da Vinci, che sono 6 km che salgono costantemente al 2, 3, 4% e che alla fine si fanno sentire. Tante volte l'azione buona della gara può nascere qui. Qui dopo un tratto molto veloce penso che si raggiungeranno velocità anche superiori ai 40 all'ora. Arriviamo ai 2 km circa dallo scollinamento di San Baronto e in questo punto qui presenta delle pendenze ancora impegnative intorno al 5% e come vi dicevo prima sono tutti punti adatti a possibili azioni da finisseur. E qui ragazzi bisogna stringere bene le
scarpe perché comincia il finale in apnea di questa dura giornata. Una discesa tecnica ma veloce, è importante conoscerla bene perché anche qui si può fare la differenza. È capitato degli anni con l'asfalto bagnato di avere grandi differenze in fondo. Discesa, in gara qui si va a 80 all'ora, è una discesa velocissima, bisogna prestare molta attenzione alla curva finale praticamente perché mancheranno 1500 metri. Eccoci qui all'altezza del distributore, siamo praticamente a 1 chilometro dall'arrivo e questo è un punto per me in particolare molto difficile perché quando ti ritrovi in un gruppetto per una volata ristretta questo rettilineo non perdona, è molto lungo e il finale ora vedrete che sale leggermente e mi è capitato, e non solo a me, praticamente di piantarmi agli ultimi metri ed essere passato sulla linea, quindi è un finale che va preso con le pinze e che va rispettato perché ti può far vincere ma ti può far anche perdere. Se stai bene e vuoi vincere questa corsa devi partire non prima dei 100 metri finali. Speriamo di star bene. Ringrazio Giovanni Visconti per la disponibilità che ci dà sempre tutti gli anni e da oggi si dà il via al Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano del 2020, sperando che sia una bella giornata come oggi. L'appuntamento dunque per l'8 marzo con la 43esima edizione del Gran Premio Industria Artigianato di Larciano che, anche grazie al prezioso apporto di tutti gli sponsor e delle istituzioni, regalerà a tutti gli appassionati ancora una volta una giornata di grande ciclismo. Sandro Magrini, assessore allo sport del Comune di Larciano, il Gran Premio Industria e Commercio rappresenta logicamente per ovvi motivi il vostro fiore all'occhiello. Ci siamo pronti per vivere ancora una volta una grande edizione? Eh sì, è un bel impegno per un comune piccolo come il nostro, per un'amministrazione come la nostra, però è una grandissima soddisfazione vedere la gente che viene, i campioni che vengono a correre, la cornice di pubblico, quindi è un impegno grosso per tutti noi, però tutti gli anni ci piace farlo, si cerca di dare una mano per quello che si può fare all'organizzazione che da parte di Adriano Amici e dell'Uccello Larcianese è effettivamente molto professionale, molto ben fatta. Parlare di sport a Larciano però non significa parlare solamente di questa grande gara. Sì, e anche per un'amministrazione come la nostra chiaramente si cerca di dare un contributo a tutti i volontari, a tutte le associazioni, a tutte le società che cercano di mettere a disposizione lo sport della popolazione. Abbiamo delle squadre di calcio, abbiamo una bellissima piscina dove tutti gli anni vengono fatte anche gare per portatori di handicap, campionati regionali, quindi insomma, è un impegno grosso, è vero, è un impegno grosso, però per i nostri ragazzi si cerca di fare del nostro meglio, di mettere davanti a loro una scelta per lo sport.
Lisa Amidei, sindaco di Larciano, ci siamo. Larciano ancora una volta è pronta a mostrarsi al mondo del ciclismo e non solo al mondo del ciclismo, con tutte le sue bellezze, con l'eccellenza del Gran Premio Industria Artigianato. Sì, per l'amministrazione è sicuramente un dovere sostenere questa manifestazione, come in generale tutto lo sport, perché sono momenti anche proprio di visibilità. Io dico sempre che per un sindaco, insomma, l'attività è densa di oneri, però anche di onori, e uno di questi appunto è mostrare il territorio e le sue bellezze. Noi abbiamo queste colline meravigliose che per una settimana almeno sarà visibile a tutti, sarà meta anche di tanti ciclisti amatoriali che vengono perché vogliono provare il percorso che poi sarà quello della gara, e quindi è un momento veramente di visibilità importantissimo. Questa gara rappresenta qualcosa che va ben oltre un momento sportivo, un momento che coinvolge tutta la comunità. Sì, perché fa parte proprio della nostra storia, è un momento della nostra cultura, è un gran premio che nacque in omaggio a quello che era il mondo economico di Larciano, che era appunto legato ai prodotti per la pulizia della casa, al mondo dell'artigianato. Ecco perché Gran Premio Industria Artigianato. Oggi non è così, anche se grazie agli sponsor chi sostiene maggiormente questo evento sono appunto sempre loro, le aziende, e quindi ben venga perché è proprio un momento storico. Larciano penso che non se lo potrà scordare mai. Al di là del ciclismo possiamo dire che la regione toscana è una regione sportiva a 360 gradi. Sì, proprio una settimana fa ero alla partenza della Pistoia Firenze, che è la prima gara di ciclismo disputata in Italia 150 anni fa, la seconda nel mondo, insomma un segno importante del fatto di come il ciclismo e lo sport, ma soprattutto il ciclismo, lo voglio sottolineare, sia parte integrante del DNA della Toscana, dei suoi valori. Del resto devo dire, col paesaggio che ha la Toscana, il ciclismo si sposa appieno con il nostro territorio, anche appunto come modo per conoscere le bellezze, anche quelle più profonde, a partire da tanti piccoli paesi e tante piccole realtà che sono straordinarie. Quindi sì, il ciclismo è parte integrante del nostro DNA, e sicuramente però nel ciclismo toscano il Gran Premio Industria Artigianato è una delle punte di diamante, quindi a maggior ragione ecco perché è importante essere qua oggi. Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana, parlare di sport, parlare di ciclismo per Regione Toscana significa anche e soprattutto parlare di Gran Premio Industria Artigianato di Larciano. Sì, è il premio che più caratterizza in questo momento un impegno che il mondo ciclistico in Toscana vede promuovere, associato a quello che sono le istituzioni, le comunità territoriali. La nostra è una terra che ama il ciclismo, che l'ha vissuto dai suoi albori come sport popolare, che diventa sport che richiama la gente sulle strade ancora prima del calcio. Questi giorni abbiamo vissuto la messa di commemorazione di Gastone Nencini a 40 anni dalla sua morte, a 60 anni dalla vittoria del suo primo Giro d'Italia. Nei mesi scorsi abbiamo vissuto intorno alla figura di Gino Bartali il ricordo che poi nella giornata della memoria lo porta sempre ad associare come uno straordinario ciclista. Era prima di tutto un grande uomo che nella canna delle sue biciclette portava il salvacondotto che ha garantito la vita a almeno 800 ebrei. Insomma, il ciclismo si è sempre intrecciato con il nostro popolo, i nostri sentimenti, i valori che questa terra esprime, e di questo sicuramente il Gran Premio a Larciano ne è una testimonianza, e anche quest'anno cresce, vede calore, e oggi abbiamo visto quanti campioni riusciranno a essere sulle strade della Toscana attraverso questo Gran Premio. Caterina Bini, Senatore della Repubblica. Lo sport, il Gran Premio di Larciano molto spesso rappresentano un bello spot per il territorio, e mai come in questo caso questo binomio sport e turismo azzeccato. Assolutamente, è un appuntamento annuale a cui nessuno di noi si sente mai di mancare, per l'entusiasmo che genera qui, per la tradizione ciclistica forte che c'è in queste zone, in questi territori, nelle colline del Montalbano, per l'importanza che questo premio ha assunto anche a livello nazionale e internazionale,
per la quantità di sponsor che ci sono, per il turismo che questo appunto genera, e quindi anche il rapporto tra le istituzioni che cooperano per far sì che questo evento riesca al meglio è per noi un frutto di una grande soddisfazione. È particolarmente legata a questo territorio, cosa si aspetta per la giornata dell'8 marzo? Mi aspetto una gara bella, una gara corretta, che sia vincente il più possibile, sperando che non ci siano evidentemente incidenti o problemi. Se sarà questo, sarà sicuramente una bella giornata di sport positiva da tutti i punti di vista. Poi chi arriva primo o secondo è sicuramente importante per i concorrenti, lo è meno per noi che teniamo appunto alla buona riuscita della manifestazione. Michele Cantafio di Banca Intesa San Paolo, vicini al Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, questo conferma la vostra attenzione nei confronti di un grande evento sportivo, ma soprattutto nei confronti di un territorio molto importante come questo. Assolutamente, come banca sempre stati vicini a eventi sportivi e sicuramente a questo, perché ormai è una tradizione da anni e viene confermato quindi anche quest'anno. A livello locale è una tradizione che ormai si mantiene da anni, più di 40 anni, era partita con Cassa Risparmio di Pistoia, nel momento in cui è entrata nel gruppo Intesa San Paolo, ovviamente Intesa San Paolo comunque ha confermato l'impegno e quindi anche quest'anno per questa manifestazione di livello poi alla fine europeo, quindi una manifestazione di un certo rilievo, Intesa San Paolo è presente e io in qualità di rappresentante porto semplicemente confermo questo impegno, anche per quest'anno. Marco Meacci, fresco dal premio che ricorda Nello Bonfanti con tanta emozione, ma l'emozione più bella sicuramente è quella di far parte di questa grande famiglia dell'Unione Ciclistica Larcianese. Sì, ho fatto parte da tanti anni e ora mi sono un po' ritirato per motivi personali, di salute, eccetera. E questo premio è stata una sorpresa, un'emozione grandissima. E niente, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti quelli della Larcianese e vedo che vanno avanti anche senza Marco Meacci e quindi è un bel gruppo e quindi si è lavorato bene, avanti così. Ecco, lei che ne ha vissute tantissime di edizioni del Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, se dovesse descrivere questa gara sotto l'aspetto affettivo, cosa rappresenta? Ma la Larcianese, il ciclismo a Larciano l'abbiamo nel sangue, come già è stato detto, l'abbiamo nel cuore e quindi la corsa è qualcosa che fa parte di noi. Senza Larciano e anch'io mi manca in questo periodo che magari non vado alle riunioni, partecipo meno, è qualcosa che mi manca, veramente. Maurizio Ciucci, Federazione Ciclistica Italiana, il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano rappresenta una delle eccellenze della vostra attività, in modo particolare in questo territorio. Ma sicuramente la Toscana è una terra di ciclismo, come si è sempre detto, parte dall'attività giovanile, ma queste sono le chicche che possiamo ritrovare sul nostro territorio. 43 anni non si fanno per scherzo, ma si fanno con la passione, con la volontà di un territorio. È un sogno per i ragazzi che coltivano dall'inizio dell'attività, ha trovato una collocazione giusta nel calendario, è diventata sempre più importante e adesso si è veramente realizzato quello che da anni sta cercando, una gara importante, una gara nazionale e speriamo che un italiano possa arrivare al successo in questa manifestazione. Una gara che ha anche un significato particolare, quello, perché no, di avvicinare tanti giovani al mondo delle due ruote. Ma come dicevo, sicuramente quando i nostri giovani vedono passare i professionisti è il sogno che si concretizza, no? È quello che ognuno vuole arrivare a raggiungere. In Toscana ai ragazzi gli piace il ciclismo e quindi sicuramente questo è un evento che fa crescere la volontà dei nostri ragazzi. Adriano Amici con il suo gruppo sportivo Emilia ormai possiamo dire che fa parte della grande famiglia dell'Unione Ciclistica Larcianese, pronto per far vivere ancora una volta ai tanti appassionati una grande edizione del Gran Premio Industria Artigianato di Larciano. Sì, che faccio parte della famiglia ormai col cuore, ultimamente, gli ultimi 5 anni tantissimo, ma ci siamo sempre dati una mano con la Larcianese, col GS Emilia, ma da tanto tempo, da 20 anni ormai che collaboriamo. Poi io ho un ricordo bellissimo di Larciano quando ancora si correva dilettanti, fece un secondo rubato dalla
dalla Ignis di Varese, da un corridore Pelliccioni che si attaccò alla maglia di un suo compagno, pertanto andai a casa con un materasso allora qui ad Arciano, un ricordo bellissimo. No, io qui mi trovo molto bene, non sento il distacco all'arcianese GS Emilia, questa è una famiglia veramente molto grande e andiamo veramente d'accordo, questo mi fa molto piacere. Quando c'è la disaggregazione, diciamo, dei sentimenti, degli affetti, della stima, noi andiamo avanti molto 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 bene. Che gara vedremo il prossimo 8 marzo? In bicicletta. No, una gara, come si può dire, ci sono 8 squadre del Pro Tour tra le migliori, ci sono 8 credo squadre professional tra le migliori del mondo, ci sono 7 squadre continentali, il ciclismo è rappresentato nelle sue categorie, tutte le categorie, continentale, professional e Pro Tour, oltre alla nazionale sperimentale con alcuni corridori molto importanti, pertanto non può che essere una corsa bellissima al di là del tempo che sarebbe fondamentale, ma non può essere altro che una corsa meravigliosa, una delle prime in Italia, pertanto viene subito dopo la corsa delle strade bianche, avrà un interesse notevole. Giuliano Baronti, ci siamo pronti per una nuova grande edizione del Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, per quella che è un po' la sua corsa del cuore? Non è l'unica, ma parliamo proprio della corsa di casa. Ci siamo, è già 10 mesi che dopo che abbiamo finito nel 2019 siamo ripartiti, ora siamo in direzione d'arrivo, c'è un mese, però bene, siamo contentissimi dalle squadre che ci sono, perché è un bellotto di corridori, credo che sia una bella data dopo le strade bianche, speriamo di continuare a reggere questa data perché ci sono anche delle novità non positive ma negative, però intanto il 2020 ce l'abbiamo fatta. Riteniamo che sarà una giornata di sport, speriamo che sia una giornata come oggi. Abbiamo una diretta RAI che andiamo in tutto il mondo, sicché più contenti che così non possiamo essere. Lei vive il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano sotto tanti aspetti. Da appassionato, da innamorato del ciclismo, coinvolto anche a livello sponsorizzativo, cos'è? Cosa rappresenta il Gran Premio di Larciano? Ma per il paese di Larciano, per il paese di Lamporecchio, specialmente nelle ultime edizioni, da quando è cambiata la data e siamo venuti con la data delle strade bianche, che ha preso un'altra filosofia, perché veramente ci sono queste squadre di Pro Tour che vengono volentieri, stanno qua a Montecatini, è un grosso immagine che per dei paesi da 6.000 a 7.000 abitanti penso che bisognerebbe avere un pochino un occhio di riguardo, in più, perché quando si ragiona di avere un'ora e mezzo di diretta RAI e gli si dà un valore, diciamo, vai a fare soldi, sì ma sai passano tanti, no non passa nessuno, perché è un gran premio che 43 anni lo facciamo e costa 200.000 euro. Allora, se tutti ci diamo una mano, questo gran premio reggerà. Se poi si incomincia quella a destra, quella a sinistra, comunque anche il 2020, ora noi non abbiamo perso uno sponsor, si sono aumentati e questo è già positivo. Urbano Borgioli, vicepresidente onorario dell'Unione Ciclistica Larcianese, pronti per vivere ancora una volta quella che sicuramente sarà una grande edizione. Finalmente siamo arrivati e siamo praticamente quasi tutti pronti per questo grande evento che quest'anno ci hanno anche premiato facendoci passare di categoria. Io prima parlavo qui con i miei amici e quando si arriva a questo punto la presentazione che è tutta bella, poi la corsa ancora più bella, però bisogna pensare quanto lavoro ci viene fatto dietro, che praticamente noi non si smette mai. Si finisce la corsa, si finisce e poi si riparte e comunque è una grande soddisfazione vedere tutta questa gente e tutto il risultato che avrà anche la corsa. Cosa si aspetta e cosa si augura per il prossimo 8 marzo? Ma io mi auguro innanzitutto che sia una bella giornata. I corridori almeno sulla carta ci sono, quindi dovrebbe venire una bella corsa e quindi che venga tanto pubblico e che vada tutto bene.
Alcide Falasca, ci siamo, 8 marzo, l'appuntamento con una nuova grande edizione del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. Sì, senz'altro, se siamo qui è perché ci si è fatta anche quest'anno per organizzare, diciamo, quell'evento. D'altra parte ci siamo dati tanto da fare per arrivarci. Quest'anno è stata più dura di tutti gli anni. Comunque la soddisfazione di poter arrivare a fare una corsa di questo genere, diciamo, ci riempie d'orgoglio, sia me che questi ragazzi che si danno da fare. Ecco. Siamo un bel gruppo che si dà da fare e ha voglia di fare per il ciclismo. Esatto, nel ciclismo i grandi risultati si ottengono appunto con il gruppo, come ha sottolineato lei, e sono tante le persone e le realtà che vi sono vicine e che contribuiscono a questo grande successo. Sì, senz'altro, queste corse, se non hai alle spalle, diciamo, qualche ente che ti aiuta, non si potrebbe, diciamo, fare una corsa simile. Noi si deve ringraziare Toscana Promozione, il comune di Larciano, ma tutti gli sponsor, i cittadini di Larciano che anche con €1 ti danno la soddisfazione di andare avanti e organizzare sempre meglio questo Gran Premio.